La partita disputata al San Vito di Cosenza è stata indubbiamente bella, di quelle senza pause e senza risparmio di energie e naturalmente ricca di emozioni. Il Cosenza ci teneva a fare sua l'intera posta in palio per due ordini di motivi. Primo perché aveva di fronte una compagine con l'esperienza della serie superiore, secondo per recitare il ruolo di squadra ammazza grandi. Il risultato non è stato una sorpresa, come non è stata una sorpresa la determinazione, la tenuta e l'impegno con cui il Matera ha affrontato l'avversario che non nasconde le sue ambizioni. Sono state queste qualità che hanno consentito agli uomini di Rambone di conquistare un punto sul difficile campo cosentino e il pareggio di domenica rappresenta indubbiamente una conquista per il Matera sul piano tattico. Gli spazi lasciati agli uomini di Fontana, soprattutto a centrocampo, sono stati notevolmente ristretti e quelle poche volte che gli avanti cosentini sono riusciti a saltare la zona nevralgica del campo si sono trovati di fronte a una difesa difficile da superare. Partita interessante dunque e, come dicevamo, ricca di emozioni. Metteteci il violento tiro al volo di Grassi, il quale già nei primi minuti di gioco ha centrato in pieno la traversa. Aggiungete la rete del provvisorio vantaggio dei cosentini e l'occasione d'oro offerta a Genovese che fallisce da due passi la porta avversaria. Fondete con le parate strepitose di Adriano Casiraghi, che risulterà essere uno dei protagonisti di questa partita. Condite con un po' di sale, ammonizioni di Bussalino e Genovese, e un pizzico di pepe, espulsione di Aprile, e otterrete il piatto gradito ai buon gustai: gioco, agonismo, emozioni e gol. A proposito, bello quello di Gianattasio, il quale sembra aver ritrovato lo smalto e il dinamismo dei 20 anni. Nonostante la non più verde età e con numerosi capelli in meno, il veterano biancazzurro, che ha militato per molti anni nella squadra materana, ha impugnato lo scettro del comando dirigendo il gioco a centrocampo fino a quando il suo destro maligno non ha infilato la porta di Rattuada. Da quel momento ha diretto l'orchestra, il gioco in difesa, concorrendo con i compagni alla conquista di quel punto che ha consentito alla compagine biancazzurra di portarsi a ridosso delle prime avanti di un solo punto. E adesso abbiamo usato prima un'immagine culinaria per definire la partita con il Cosenza. Per rimanere in tema, diciamo ora che il menù del Matera, per quanto abbastanza gustoso, rischia di diventare monotono a furia di pareggi. Urge pertanto che domenica prossima, al 21 settembre, venga servita ai tifosi materani una bella vittoria per un dessert che finora è mancato. D'accordo, i dolci ingrassano, ma ci sacrifichiamo volentieri. Ecco, in queste immagini che state vedendo è la discussione che è avvenuta tra l'arbitro, i giocatori ed il guardialinee, perché il pallone, come avete visto, è andato in rete ma è uscito da dietro la rete perché c'era un buco. Guarda, Adriano, il segnalino sta chiamando l'arbitro e gli dice a un certo punto, dice rimessa dal fondo, l'arbitro invece per fortuna gli dà retta. Tu cosa hai pensato in quel momento? Non ti sei reso conto? No, non mi sono reso conto, stavo seguendo cosa succedeva perché non sapevo il perché dell'annullamento del gol, che insomma si è visto in tutti i sportivi, hanno visto che era gol. Dopo i miei compagni me l'hanno detto il perché,